Sono in 4 a correre per la carica di sindaco nel comune di Vedelago per le amministrative del 14 e del 15 maggio. Dei 4 è solo Fiorenza Morao, segretaria locale del PD, a rappresentare l'area progressista. 3 le liste di centrodestra, che vedono una Lega spaccata in 3. Per Morao, ambiente e sociale sono i protagonisti del programma Essere comunità, prendersene cura. Tre priorità per Vedelago sono essenzialmente le politiche sociali, l'ambiente e la viabilità. Combattere il consumo di suolo e modificare la viabilità nella regionale 53 attraverso una prima azione che permetterebbe di deviare il traffico pesante dal centro cittadino. Ma restano le politiche sociali il centro del programma. L'obiettivo è quello di mantenere viva una rete assistenziale efficiente. Prima cosa che farei subito e che viene fatta proprio nel giro di breve sarebbe proprio nominare un assessore specifico dedicato alle politiche sociali che sia comprensivo anche di scuola e di sanità e salute. È sostenuto da 4 liste Giuseppe Romano, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, ha l'appoggio di 2 civiche, Denise Braccio e Futuri in Movimento. Queste le priorità del suo programma. Sicuramente la viabilità e trovare soluzioni al traffico pesante del nostro comune, della frazione principale che è Vedelago, ma anche nel contempo altre situazioni di viabilità di difficoltà importanti, però ritengo importante anche la soluzione del problema delle cave. Se eletto sindaco, la prima azione verterà su opere pubbliche. Portare a compimento i bandi del PNRR, circa 10 milioni di euro.